Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Napoli-Verona, sì ragazzi, la Fatal Verona. Il Verona che l'anno scorso ci ha mandato in Europa League, ma forse più per demeriti nostri che per meriti del Verona, potremmo effettuare la nostra vendetta calcistica, non capite male, perché poi iniziate a dire la vendetta, no, vendetta calcistica nei confronti del Verona, però occhio che il Verona, come sappiamo, è una squadra che nei primi 20-25 minuti surclassa l'avversario. Basta guardare la partita con la Lazio, la partita con il Milan poi è riuscito a ribaltarla a San Siro la partita, però perdeva 2-0 addirittura in casa a fine del primo tempo. La partita con la Juventus di settimana scorsa dovrebbe essere, non vorrei dire una cavolata, quindi il Verona nei primi 25 minuti fa vedere il meglio di sé, ragazzi. Questo è poco su cui guardare la partita nei 90 minuti, nell'arco dei 90 minuti, perché poi nei 90 minuti non possono resistere a fare un pressing costante come lo fanno nei primi 25 minuti. Se il Napoli supera i primi 25 minuti indenni, la partita può andare in discesa. Poi lo sappiamo, il pallone è rotondo, si è visto a Milano con il Milan che vincevano 2-0 e poi hanno perso 3-2 perché non sono riusciti a tenere quei ritmi. Stessa cosa con la Juventus, con la Lazio sono riusciti a tenere quel ritmo alto perché erano sul 4-0 e quindi ragazzi è normale, vai sull'onda dell'entusiasmo e provi a giocare la partita tutto in quel modo. Però io vi devo dire la verità, mi fa più paura questo Verona di Tudor che quello di Juric, vi devo dire proprio la verità, perché poi in attacco hanno questo Simeone che quando vede Sarri, quando vede la Juve, quando vede le grandi squadre si esalta. Ora, non vorrei succedesse come Fiorentina, Juve, Napoli che ce ne piazza 3, addio sogno primo posto e vaffanculo Simeone, nel senso buono della parola Simeone, cioè non te la prendere cari tifosi del Verona, non ve la prendete, a parte non credo che i tifosi del Verona vengano a guardare un video di un tifoso napoletano, però se mi venite a guardare iscrivetevi al canale di Neapolis 1926 che è gratis. Comunque andiamo sulla probabile formazione del Napoli proprio contro il Verona. Ragazzi, ci sono dei cambi, è normale, e dopo l'Europa League lo sappiamo, i famosi panchinari, come alcuni giornalisti lo stanno dicendo, dovrebbero ritornare in panchina, però, c'è un però, perché Koulibaly non c'è, Osimhen non c'è, quindi ci mancano alcuni giocatori, quindi occhio alla formazione, alla probabile formazione. Il Napoli giocherà con il 4-2-3-1, oramai è collaudato, questo sarà il modulo fino alla fine della stagione ragazzi, poi ci sta che poi cambi perché poi non vorrei dire una cazzata, ma a Varsavia abbiamo giocato anche con la difesa a 3, va bene, ora non vorrei dire una cavolata, ma a sprazzi abbiamo giocato con la difesa a 3, un 3-4-3, un 4-3-2-1, proprio se vogliamo metterla così. Comunque, detto questo, Ospina in porta, Ospina ritorna titolare, lo sappiamo, la gerarchia è questa, Meret si fa le coppe, Ospina gioca titolare in campionato, lo sappiamo benissimo. Linea difensiva a 4, Di Lorenzo, Juan Jesus, ragazzi, Juan Jesus che giocherà la prima partita da difensore centrale, da titolare, ragazzi, quindi i tifosi allo stadio incitate Juan Jesus, serve l'appoggio perché il Verona non è un avversario facile e non sono giocatori facili da marcare anche quelli del Verona, quindi diamo una mano a Juan Jesus ragazzi. A fianco a Juan Jesus va Rachmani che è in uno stato di forma strabiliante, forse anche meglio di Koulibaly perché Rachmani sta facendo vedere cose entusiasmanti. Rachmani che dovrebbe essere un ex della partita, non vorrei dire una cavolata. Comunque sull'altra fascia ci va Marione Rui, ragazzi, lo sappiamo, se Juan Jesus non può giocare al posto di Mario Rui, se Di Lorenzo non può giocare al posto di Mario Rui è titolare in quel ruolo. Occhio a Gulam che potrebbe giocare qualche spezzone di partita proprio nel finale per dare spazio a Mario Rui e farlo riposare un pochino, a parte che si è riposato già in Europa League, un però me lo pongo. Ma uno Zanoli, ragazzi, io ho visto Zanoli gli ultimi minuti di partita con il Legia Varsavia, è tanta roba quel ragazzo di 19 anni, 22 anni, quanti anni ha? Penso meno di 23 anni ce l'abbia. E quel ragazzo, se Spalletti lo sa sfruttare, ragazzi, quello diventa un grande terzino. Quindi andiamoci con i piedi di piombo perché lo sappiamo, appena esaltiamo qualche giocatore in Italia arrivano cifre enormi. Guarda Kulusevski, 40 milioni,
39 milioni per Locatelli, ora o 40 o 35, ora non mi ricordo. In Italia si spara alto con i prezzi. Comunque, in mediana, ragazzi, ritorna Fabian Ruiz e Anghissà, la coppia di mediani che sta facendo benissimo, lo sappiamo, anche se Demme non mi sarebbe dispiaciuto al posto di Fabian Ruiz, però Fabian Ruiz, ragazzi, la classe che sta avendo, questo stato di grazia che sta avendo da inizio campionato ad ora, alla 12ª di campionato, gli va riconosciuto, e gli va riconosciuto anche a Mario Rui, perché Mario Rui sta facendo un inizio campionato veramente tanta roba. Io l'ho sempre detto, chi suda la maglietta per me deve giocare titolare, e Mario Rui sta sudando la maglietta e la sta sudando anche in modo giusto Mario Rui. Comunque andiamo in avanti, andiamo nei tre centrocampisti del Napoli. Abbiamo Politano al posto di Lozano, ora mi sta un flash mentale incredibile. Anche se è andato in gol Lozano in Europa League, ragazzi, è giusto dare spazio a Politano perché ha giocato meno, è più attivo sulle gambe molto probabilmente, il viaggio è stato lungo e quindi è giusto far giocare titolare Politano. Zielinski dietro la punta, ed è giustissimo, ragazzi. Zielinski anche lui forse si sta ritrovando, ma aspetto questa partita per vedere se veramente se Zielinski è tornato. Questa sarà la partita decisiva. È in gol da 2 giornate consecutive, non penso più firmerà il cartellino anche in questa, ragazzi, perché se no, se segna pure domani, significa che Zielinski è tornato al top della sua condizione. Ritorna Lorenzo Insigne, ragazzi, finalmente possiamo chiudere questa diatriba. Lorenzo Insigne perché non ha giocato non ha giocato con il Legia, come mai non ha giocato con la Salernitana, come mai, ragazzi, affaticamento muscolare, aveva anche mal di stomaco e quindi è giusto, l'abbiamo lasciato anche a Napoli per la partita, per la trasferta contro il Legia Varsavia. Insigne si è ripreso e giocherà titolare contro il Verona, quindi ragazzi il capitano ci sarà, basta con queste cavolate, ve ne prego cari giornalisti, perché non ne possiamo più noi tifosi napoletani. Ragazzi, prima punta, come detto ad introduzione video, non ci sarà Victor Osimhen, ma ci sarà molto probabilmente Driss, Ciro, Mertens che ha timbrato il cartellino contro il Legia Varsavia e quindi merita una maglia titolare, ma non è che merita la maglia titolare perché ha segnato, no, perché nella partita con il Verona i difensori del Verona tendono ad aprirsi, a dare un pochino più di spazio e quindi Mertens potrebbe infilarsi fra le linee, cosa che Petagna non può fare perché Petagna è più grosso. Petagna lo usi per trattenere palla e far salire la squadra. Il Napoli, giocando in casa, naturalmente avrà il pallino del gioco, almeno spero, avrà il pallino del gioco per i 90 minuti e quindi mi sembra un po' di farlo entrare, sarebbe più giusto farlo entrare a partita in corso Petagna, perché potrebbe spaccare la partita. L'ha fatto a Salerno, l'ha fatto anche benissimo con il Legia Varsavia. Quando entra da subentrante Petagna fa la differenza, ragazzi, è inutile dirlo, è quel giocatore che ti può spaccare perché ha un fisico enorme, è possente di gambe, è un po' lento, lo sappiamo Petagna, però si siede in panchina in questa partita, ragazzi, e mi dispiace perché ha fatto anche una bella prestazione contro il Legia Varsavia. Detto questo, vi ricordo velocemente la formazione, aspettate che ve la ridico, ragazzi, è probabile formazione, non è che è detto che questa sia la formazione ufficiale, però secondo me si avvicina molto. Ricapitolando, 4-2-3-1, Ospina, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rachmani, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anghissà, Politano, Zielinski, Insigne e Mertens. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao a you.